Va ora in onda Potere al Popolo. Buongiorno, eccolo qui Sammy Varin di nuovo in vostra compagnia. Radio Libertà in diretta nazionale sul DAB, su www.radiolibertà.net, sulla nostra app, ma anche su Facebook e su YouTube cercando Radio Libertà. Roma, tamponamento tra due tram, 10 feriti in ospedale. E poi la guerra, Israele in corso operazione di terra in Libano, a Teheran distrutto l'aereo di Khamenei. Drone sull'aeroporto di Dubai genera un incendio, così apre la Repubblica e anche il Corriere. Kiev, schiaffo di Putin, drone in pieno giorno contro Maidan, la piazza dell'indipendenza. Tra pochissimo la musica indipendente, oggi facciamo 4 chiacchiere con Marco Mameli. Poi oggi è lunedì, avremo Matteo Orlando, il direttore di informazione cattolica.it, e a mezzogiorno non manca la belva civile di Nicola Ottaviani, deputato della Lega, che ci parlerà per l'ultima volta del referendum e l'ultima settimana di informazione. Poi il 22 e 23 di marzo si vota. Subito Qui Parlamento con Stefano Candiani. Qui Parlamento. Grazie Presidente. Non volevo farlo, ma anche stavolta sono dovuto andare a ricordarmi se era proprio giusto. E l'articolo, Tommaso Labate, Corriere della Sera, virgolette, Giuseppi l'americano, la lunga amicizia tra Donald Trump e Conte. Non è un delitto avere per amico Donald Trump se sei Presidente del Consiglio dei Ministri. È certamente un po' curioso averlo avuto per amico quando eri Presidente del Consiglio dei Ministri e cominciare invece a usare la cosa come fosse una macchietta quando ti trovi in opposizione. Attenzione, perché poi l'equilibrio va tenuto in tutte le stagioni, sia quando si è in maggioranza al governo, sia quando sei in opposizione. Altrimenti è difficile immaginare che ci possa essere, magari questo lo dico ai suoi colleghi del PD, una credibilità di una qualsivoglia proposta che un giorno vuole essere magari proposta ulteriore di governo. No, non è un percorso facile, Presidente, quello che ci troviamo a vivere tutti assieme. È un percorso che vede l'Iran scatenato nei confronti di tutti i paesi del Golfo, di tutti gli Emirati, di tutti i paesi di quell'area. È un paese, l'Iran, che da sempre cerca l'instabilità in tutto lo scacchiere medio orientale. Noi oggi non ci troviamo in una condizione che abbiamo voluto. Qui credo anche, magari, Presidente, vede, l'onorevole Frattoiani prima diceva ma qual è la posizione del governo? Beh, bastava ascoltare quello che ha detto il Presidente del Consiglio dei Ministri questa mattina. Pagina 5, ultima riga. Non siamo in guerra e non vogliamo entrare in guerra. Punto. Per noi questo non basta, di più. È chiarissimo, ma è evidente, tranne a chi ovviamente vuol fare speculazioni su questa drammatica situazione. L'Italia non è in guerra e l'Italia non vuole entrare in guerra. Quindi ha tutte le sue attività diplomatiche in corso, cosa che ad altri paesi sono impossibili, per riuscire a tenere dei rapporti che sono utili e necessari non solamente all'Italia, ma anche al resto d'Europa, perché da quella parte dello stretto di Hormuz passa il commercio mondiale del greggio, passa il commercio mondiale del gas. Occorre trasparenza. La trasparenza che abbiamo trovato nel governo non l'abbiamo vista negli altri paesi europei. Siamo venuti qua, abbiamo chiesto di poter audire il Ministro della Difesa e il Ministro degli Esteri, sono venuti, il governo è venuto, oggi c'è il Presidente del Consiglio dei Ministri, non si parla solo di Consiglio europeo, ma si parla anche della situazione in Iran. Questa è trasparenza e di questo siamo correttamente contenti rispetto al governo. Poi certamente c'è l'appello che è giusto fare, l'appello che ha fatto il Presidente Meloni all'opposizione. Potete non raccoglierlo quell'appello, è stato detto qualche ora fa. Ma la verità, Presidente Meloni, è che se anche volessero non potrebbero raccoglierlo questo appello, perché tra di loro non hanno una posizione comune. Hanno una posizione comune nel venire contro il governo, nello speculare sulla situazione, ma non hanno un denominatore comune di politica estera e lo dimostra per l'ennesima volta le 4 risoluzioni che hanno presentato. Punto. È tutto lì. Anche se lo volessero non potrebbero mettersi d'accordo. Se vogliamo, in questo c'è anche nella loro proposta una coerenza, perché lo chiedere
di rimuovere il vincolo dell'unanimità in sede europea è esattamente quello che oggi gli consente di presentare 4 risoluzioni. Esattamente la stessa cosa. C'è un'opposizione che attacca il governo Meloni, che attacca il governo, che attacca la Lega. Quando non possono attaccare il governo, attaccano direttamente la Lega. Non gli sembra vero utilizzare anche questa situazione. Occorrerebbe dare invece un segnale di unità, occorrerebbe dare un segnale anche di coesione. La questione è la maturità che deve avere chi è in opposizione, comprendendo che ci sono circostanze che, se vengono viste dall'esterno, vengono prese come debolezza. Noi oggi vogliamo garantire, con il voto di maggioranza, che le anticipo, il voto della Lega sarà favorevole alla risoluzione di maggioranza, unità, coesione e determinazione, affinché possa andare in sede europea a rappresentare l'Italia pienamente. Ahimè, l'opposizione ha scelto di cercare di sfruttare, facendo le polemiche del caso, per l'ennesima volta questa circostanza. Non passa però inosservato che ci sono delle questioni che sono oggettivamente cambiate, ma ovviamente nella relazione del governo e nel suo intervento troviamo già una risposta. Sta cambiando tutto, sì. È evidente che con una guerra in corso, come è stato ai tempi quando si è aperta la guerra in Ucraina, cambieranno anche le preoccupazioni dei nostri concittadini. Cambia il livello di pressione dei costi, cambia il costo del petrolio, cambiano i costi della benzina alla pompa. Giusto essere attenti, è giusto, come è scritto anche nel suo intervento, Presidente Meloni, vado a citarlo direttamente, il messaggio che voglio dare agli italiani, ma anche a chi dovesse pensare di sfruttare questa situazione per arricchirsi sulla pelle dei cittadini e delle imprese è: consiglio prudenza, perché faremo tutto quello che possiamo per impedire che si speculi sulla crisi. Noi questo lo chiediamo al governo, di essere non solo vigile, ma anche attivo con tutte le azioni che possono e che debbono essere fatte per stroncare fin dalla nascita qualsiasi azione di speculazione. Non possiamo permetterci di tornare in una crisi economica per una situazione che non abbiamo voluto e per una situazione la cui lunghezza speriamo ovviamente sia la più breve possibile, ma che certamente sta già dando effetti negativi sull'economia. Chiediamo che si prosegua nelle azioni che devono essere fatte a livello europeo, affinché in questa circostanza, Presidente Meloni, sia chiaro che alcune ubriacature ideologiche sul Green Deal abbiano definitivamente ad essere accantonate. Questa è una situazione straordinaria, non si può rispondere con azioni ordinarie. Se tutto funzionasse bene, potrei già essere quasi d'accordo su alcune scelte di Green Deal, anche se non le condividiamo, ma è assurdo e addirittura dannoso continuare su questa strada nel momento in cui le nostre imprese pagano dei prezzi per una guerra che non abbiamo fatto e che non stiamo combattendo noi, che sono insostenibili. E allora, correttamente, in tema di ETS, chiediamo che vengano affrontate altre 2 questioni fondamentali: la proroga delle quote garantite per le industrie energivore, che comprendono, come sapete, alcuni dei settori chiave del Made in Italy, come la siderurgia, le cartiere, la lavorazione del vetro, la ceramica, e la riduzione della volatilità del prezzo delle quote ETS attraverso l'introduzione di un cap, oppure escludendo dal mercato degli ETS gli attori non industriali, così da limitare ogni speculazione. Sottoscriviamo ogni parola. Questo è quello che la Lega vuole dal governo, che ci siano azioni chiare e che impediscono la speculazione e soprattutto, in questo caso, che impediscono di perdurare in errori che hanno già fatto il loro tempo. Ecco, c'è una considerazione, Presidente Meloni, che vorrei porre alla sua attenzione. Noi abbiamo sentito parlare di situazioni straordinarie quando è partita la drammatica situazione del Covid. Abbiamo discusso qua dentro di situazioni straordinarie quando è partita la guerra in Ucraina. Ne sentiamo ancora oggi parlare in questi termini, di cose straordinarie. È indubbio il vuoto da parte dell'Unione Europea nel dare delle risposte che siano cogenti e che siano in grado di risolvere la questione. Dobbiamo essere noi in grado di dare una linea a livello europeo e far comprendere che se ci sono, ripeto, delle visioni ideologiche che sono addirittura agli antipodi rispetto alla realtà, oggi bisogna metterle da parte. Il paradosso reale è non affrontare ancora a livello europeo una soluzione per la fornitura di energia elettrica e l'autonomia e l'indipendenza energetica italiana ed europea. Ho sentito prima l'intervento del collega Bonelli, Presidente, ma a sentirlo parlare pare che l'Italia fino a 4 anni fa era indipendente dal punto di vista energetico e che in 4 anni invece abbiamo messo l'Italia nella completa dipendenza di Stati Uniti e Russia.
Questa è veramente ridicola come posizione. Noi ci troviamo al contrario oggi a dover accelerare su delle visioni, su delle scelte che per tanti anni, per questioni ideologiche, penso il nucleare, sono state messe da parte. Abbiamo una posizione leader all'interno dell'Europa. Non abbiamo bisogno di andare a fare le fotografie o i comizietti davanti a sottomarini nucleari per affermare la nostra autorevolezza. Abbiamo la certezza di essere autorevoli a partire dalla maggioranza che sostiene il governo e dall'unità di visione che sta sostenendo questo governo in una situazione tanto complicata. Bene, Presidente, esporti in sede europea questa determinazione. Affrontiamo le situazioni con chiarezza. Non abbiamo dalla nostra parte da darle delle verità assolute come le hanno gli altri, anzi, la metto in guardia dall'ascoltare quelli che hanno le verità assolute in tasca, perché o sono dei chiaroveggenti o sono dei cialtroni. Stiamo vivendo in una situazione nella quale ciascuno di noi vive in presa diretta la situazione. Occorre pragmatismo, questo sì, questo contraddistingue da sempre le proposte politiche della Lega e su questo le chiediamo anche di essere quindi coerente a livello europeo. Porti il nostro pragmatismo a livello europeo e aiuti il contesto internazionale a districarsi da questo ingarbugliato problema di guerra e di forniture di energia elettrica e di difficoltà internazionali. Grazie. Grazie a lei. Qui Parlamento. Scusa se ci ho messo così tanto, ma in un mondo così distorto non potevo fare altro. E tra speranze infrante, aspettative tradite, col cuore a pezzi le altre storie erano già finite. Ma ora sono rinato con i ricordi in testa e ora resta, ti ho perduta, ti ho sognata, ti ho cercata e ti ho trovata. E ora che ti ho vista ogni paura era svanita, ma ho scoperto che per me è bastato uno sguardo e ricordare il rimpianto per quello che ho fatto e non averti ascoltato. È bastato uno sguardo e ricordare il rimpianto per quello che ho fatto e non averti ascoltato. Hai fratto il codice per me, ma ora ricordati di me. Poi torneremo all'Eden e in pace saranno le nostre anime. Hai la faccia sconvolta e questa è una svolta. Adesso ascolta, questa volta non scappare. Ogni dolore svanisce, la tua anima che si fonde, il passato non finisce. Questo è l'inizio, la parte più difficile. E dato che hai sofferto come me e tu mi hai detto che è bastato uno sguardo e ricordare il rimpianto per quello che ho fatto e averti abbandonato. È bastato uno sguardo e ricordare il rimpianto per quello che ho fatto e averti abbandonato. We were flying through the stars, somewhere we see, we watching e sarà infinito come l'universo. Salteremo, afferreremo il nostro sogno perso e sarà irreale questo mondo pazzo. Hai fatto il codice per me, ma ora ti ricordi di me. Poi torneremo all'Eden e in pace saranno le nostre anime. We are incarnation, we are the salvation, we are the answers for all our I follow the light.
I follow the light, the hope in your eyes. Un pezzo da ascoltare, un pezzo per pensare, anche per chi ci segue dalla collina, dalla montagna in queste ore, una bellissima atmosfera di neve, con tanta neve caduta sulle nostre Alpi. Lui si chiama Marco Mameli, lo stiamo trasmettendo con questo pezzo che si chiama Anime, ma c'è un intero album da scoprire, molto molto particolare. Prima di tutto, fammelo salutare. Marco Mameli, ciao! Ciao a tutti, come state? Va bene, grazie. Con questo pezzo, Marco, ci fai stare anche meglio, perché ormai No, i nostri ascoltatori lo sanno, i soliti artisti con la solita musica confezionata, con fiocchetto e controfiocchetto per essere comprata, per poi succhiarla e in pochi minuti poi dopo non sa più nulla. La sputi, non sa più di niente. E invece qui c'è roba genuina. Marco Mameli fa tutta roba sua, fatta in casa, musica e testo genuini, per esplorare un percorso di rinascita, di consapevolezza interiore, facendo importanti risultati, perché Marco, ho letto che sei arrivato al vertice delle classifiche di artisti emergenti, o no? dici il Eh, vero, dici bene, sì. Non me l'aspettavo, infatti sono rimasto abbastanza contento, ma non è finita qui. Non è finita assolutissimamente qui. Si va sempre oltre. E questo è il bello, essere indipendenti ti porta ad avere una risolutezza, non essere obbligato a dire o a fare questa, quell'altra cosa. E poi il Marco Mameli, che sai che ti stavo cercando, ma qua adesso con l'intelligenza artificiale ognuno dice cacchio che gli pare, dipende dall'intelligenza artificiale che consulti. Non ho capito se arrivi dalla Sardegna o dalla Sicilia. Dalla Sardegna. Dai, da dove esattamente? Io abito, da sempre, da tutta la vita, a Selargius, che è in provincia di Cagliari, quindi più o meno fai massimo una ventina di minuti in macchina e sei arrivato al centro di Cagliari. Però sì, sono sardo, puro sangue 100%, a quanto pare anche discendente di quello che ha creato l'inno di Mameli. Dai, a quanto pare, sì, facendo qualche ricerca c'è una sorta di parentela, e poi cos'altro? E poi ti porti dietro tante emozioni anche della tua terra, la magia della tua terra, secondo me la riesci a traspondere in questa musica, in questo pezzo Anime, ma anche nell'intero album, che ha un nome tutto particolare che ci devi, prima di tutto ce lo devi spiegare, che nome è e che cosa significa, perché è un primo album, il primo album non si scorda mai, ma riflette tante passioni che hai. Il ragazzo in questione, Marco Mameli, non è soltanto un cantante, anzi forse era anche l'ultima cosa che pensavi di fare. Tu sei anche attore, doppiatore, fumettista. Raccontaci, Marco. Allora, sì, diciamo che l'arte in casa mia c'è sempre stata, sin da quando ero bambino. Le uniche cose che volevo fare era diventare Spider-Man nei film e cantare, solamente che avevo sempre avuto molta paura, ma avevo un'ottima predisposizione, ecco. Poi con gli anni i miei genitori erano, anzi tuttora sono insegnanti di un coro, e ho fatto anche parte più volte in uno di quei cori, anzi in due, perché quando ero bambino c'era il coro dei bambini, poi il coro degli adulti, e l'ho voluto mollare il coro dicendo non mi rappresenta più, ho bisogno di una strada totalmente mia. Grazie poi a Lorenzo Cuscusa, che ho conosciuto tra l'altro
per fare un provino di un progetto seriale che è in fase di proposta, tra l'altro che abbiamo finito di girare qualche anno fa. E quindi stavo già studiando prima recitazione, poi è arrivata questa cosa della musica e grazie a lui sono riuscito ad avere le mie prime soddisfazioni, le prime cover registrate, poi adesso l'album, sono andato a Sanremo, tutte queste cose qua, e adesso si sta iniziando a produrre un secondo progetto a livello musicale. Poi vabbè, a livello recitativo io ormai studio forse dal 2021, vorrei dire boiate, però dovrebbe essere 2021, con Maurizio Polina, e da lì ho fatto anche masterclass con attori abbastanza importanti, Daniel Caltagirone, Vincent Riotta, Richard Summer, e anche di doppiaggio ho fatto qualcosa con Christian Jansante, che è la voce ufficiale di Bradley Cooper. Insomma, mi hanno sempre visto che ero abbastanza portato anche da quel lato. Infatti adesso fortunatamente sono riuscito a trovare un'agenzia attoriale, ho appena proposto uno dei miei tanti lavori, che in questo caso l'ho creato con i miei colleghi, che è una sitcom, è in fase di proposta anche quella, quindi cerchiamo di fare. Poi sì, la parte fumettistica, ecco, sono sempre stato un amante dei fumetti in generale, all'inizio da piccolo ero con Dylan Dog e poi crescendo i manga, insomma con questo mio amico, siccome ho scritto questa storia alle superiori, Dark Fantasy, che è nata principalmente come una possibile serie TV, diciamo che adesso lo stiamo trasformando in fumetto, ma comunque la proposta di fare la serie TV non si spegne mai, perché io sono un amante di queste cose, sono fatto così, non ci posso fare niente. Cioè, capite, vi ha messo sul tavolo la sua produzione, è come quando si va a fare la spesa in quei negozietti dove è tutto buono e ti mette gli assaggini sul tavolo, l'oste, per farti scegliere cosa vorresti comprare. Prima si prova. Questo è Marco Mameli, che tutti questi suoi desideri di comunicazione li ha inseriti praticamente in questo suo primo album, che è Zarafiel, come si dice? Allora, non sei il primo a dire Zarafiel, perché effettivamente è una pronuncia abbastanza azzeccata, ma in realtà è Zarafiel, che significa fuoco di Dio. Ed è io l'ho scoperto perché pensavo di aver inventato io questo nome, questo fantomatico angelo, e invece no. Cioè, a quanto pare è uno degli angeli più potenti del paradiso, che è stato scelto all'epoca quando c'era Lucifer, che era ancora ai cieli, come capo del coro dei serafini. E ha la capacità di sia maledire che benedire, quindi ha questo dualismo particolare e ha più o meno la stessa cosa che ho scritto io, totalmente non voluta questa cosa, cioè poi la storia del mio album si riflette molto su questa entità, perché appunto parla di questo angelo che ha fatto tanto, però poi è stato, diciamo, per alcune sue azioni, ecco, è stato, diciamo, punito, ma in realtà è stato più che altro un dono, e quindi l'hanno incarnato in un'entità mortale per fargli provare determinate cose. Quindi in questo caso l'ho rinfacciato su di me, perché appunto è anche abbastanza autobiografico, mi sono sempre sentito fuori posto, come se non fosse il mio mondo quello che in cui sto vivendo ora. Succede anche a noi, succede anche a noi. C'è questa cosa di ritrovare me stesso e per poi raggiungere i miei desideri. Infatti tutto il primo album parla di questa roba, io che ritrovo la mia anima, che è Zarafiel,
ci fondiamo e poi si raggiunge poi il picco fino ad arrivare all'ultima canzone, che è Eternal Light, che insomma conclude il primo viaggio della speranza. Ma perché dico primo? Perché ci sono altri 2 viaggi, quindi c'è una trilogia in corso di questa storia, e se si vuole sapere di più di questa storia ci sono insomma sul mio Instagram determinate immagini di questa Fenice, perché l'angelo viene anche chiamato la Fenice, perché lui, cioè è la speranza fatta a entità, quindi la speranza è l'ultima a morire, cioè non muore mai, quindi lui risuscita sempre e risorge dalle sue ceneri ogni volta, quindi per quello, anche per quello Fenice. Poi vabbè, c'è il fuoco, dato che il serafino, che i serafini sono fatti di fiamme pure, insomma, quindi c'è tutto un collegamento. Cioè ragazzi, se vi piacciono questi discorsi, se vi sentite anche un po' voi fuori moda, fuori posto, fuori tempo, direi che è il caso di seguire Marco Mameli, facilissimo da trovare su YouTube, il suo primo album, tutto da ascoltare, particolare come il pezzo appena sentito che si intitola Anime. E beh, caro Marco, noi ci siamo, sai che se hai bisogno di un altoparlante per parlare e cantare di queste argomentazioni, noi ci siamo, perché facciamo la differenza. Ciò che non viene preso in considerazione da altre emittenti, perché sai, non hanno tempo, non hanno voglia di ascoltare queste voci, e si sa, ci sono quelle che parlano delle mode e di uccidere, ammazzare, violentare, picchiare, e quelle funzionano meglio, no? Noi ultimamente ci siamo distinti per parlare d'altro. Sai che una radio a Milano si chiama Radio Libertà, che si sente molto bene anche nella tua zona, in Sardegna, nella zona di Cagliari, in DAB ci si ascolta splendidamente. Quando vuoi ci vieni a salutare, ci vieni a trovare, proseguiamo il discorso, ci stai? Sì, perfetto, non vediamo l'ora. Dai, grazie Marco Mameli, buona musica, buon lavoro in tutti i sensi, perché vedo che sei impegnatissimo su vari fronti e noi ti seguiamo. Speriamo di riuscire a fare tutto quello che sto seminando, ecco. Ma certo, la vita è lunga, ce la facciamo. Se non arrivano gli alieni, perché sai, con tutte le robe belle che stanno accadendo in questi anni, mancano solo quelli. Veramente. Ciao Marco, a presto. Ciao, grazie mille, ciao. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis! Cari amici di Radio Libertà, cari ascoltatori, buongiorno. Io sono Gaia Acerbis e devo dirvi la verità, devo dirvi che io quest'oggi sono un po' emozionata perché è il mio primo e vero collegamento. Il mio papà Alberto, che molti di voi sono sicura già conosceranno, mi ha detto: Gaia, mi raccomando, fai una bella offerta ai nostri amici di Radio Libertà. Quindi scusatemi in anticipo se non sarò brava come lui, però ci provo e vi parlo del nostro olio Acerbis. Olio Acerbis è un olio extravergine di oliva 100% italiano da olive italiane certificate all'origine estratto a freddo. E pensate che proprio in questi giorni stiamo imbottigliando come ogni mattina sulle sponde del lago di Garda l'olio nuovo. E la mia offerta per voi questa mattina è proprio questa: olio nuovo al prezzo vecchio. 6 bottiglie da 1 litro, 84 euro con trasporto gratuito in tutta Italia. Ricordo che olio Acerbis, oltre a far bene alla salute, è un olio che non copre i piatti ma li accompagna e vi fa riscoprire i sapori semplici di una volta. Per ordinare potete chiamare il numero 030 68 40 408 oppure andare sul nostro sito www.olioacerbis.com. Mi raccomando amici, approfittatene finché c'è disponibilità e ricordatevi sempre che l'olio buono è un nutraceutico a metà tra un condimento e un medicinale. Io vi ringrazio, ordinate e dite: ho ascoltato Gaia su Radio Libertà, così mi fate fare anche una bella figura a casa e questo non guasta mai. Io vi abbraccio, una buona giornata, viva l'Italia, viva le cose buone. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure,
la tua radio. I walked the streets without a sound, felt the city pulse all around. Every shadow seems to bend, every step could be a friend. I don't know the words to say, but I feel them every day. Some things wait without a plan, some things land just where I stand. No need to force what wants to grow, no need to rush what takes it slow. These lines unwritten guide me through every choice I never knew. I don't need a map or a clue, I just follow what feels true. If the world keeps shifting too, I'll find the path I'm meant to. These lines unwritten pull me through, and I know I'll make it too. I've seen the sky in different hues, learn that colors change with you. Every road I didn't take taught me more than I could fake. I don't chase what isn't mine, I let the rhythm shape the time. There's a beauty in the pause, a quiet love without a cause. No need to bend, no need to break, just keep moving, make no mistake. These lines unwritten guide me through every choice I never knew. I don't need a map or a clue, I just follow what feels true. If the world keeps shifting too, I'll find the path I'm meant to. These lines are written, pull me through, and I know I'll make it too. If the future hides its face, I let the moment set the pace. Every step that feels like me is the step that sets me free. These lines unwritten guide me through every choice I never knew. I don't need a map or a clue, I just follow what feels true. If the world keeps shifting too, I'll find a path I'm meant to. These lines are written, pull me through, and I know I'll make it too. Si chiama Lost Train Departing, lui è Gianmaria Bragantini, DJ, produttore discografico, attivo nel settore del ballo, degli eventi, dell'intrattenimento musicale, ma lo conoscete sicuramente il remix di Maracaibo di Luco Lombo e dai. Introspezione, fiducia nel proprio percorso, accettazione del cambiamento. Sì, questo Lost Train Departing è un inno alla fiducia interiore e ad accettare il cambiamento che ogni giorno dobbiamo portare avanti. Non bisogna mai fermarsi. Il brano suggerisce che non serve una mappa rigida per orientarsi nella vita, basta seguire il proprio istinto, lasciare che le esperienze diano forma al cammino. Esprime l'idea che la vera libertà derivi dal vivere con autenticità nel presente, senza forzare gli eventi, senza temere l'incertezza del futuro. Ah, noi non temiamo assolutamente, anche se facendo un giro sull'agenzia ANSA, che io soprannominerei agenzia Ansia, l'esercito di Israele
Israele entra in Libano. L'Iran avverte nessuna clemenza per gli affiliati di USA e Israele. La IDF annuncia di aver iniziato operazioni terrestri contro Hezbollah nel sud. La Croce Rossa dice che in Libano ci sono 900.000 sfollati, signori. E come ciliegina sulla torta, il commissario UE all'energia che dice la crisi può aggravarsi, pronti a misure a breve termine. Quindi ci daranno una caramellina per non sentire nulla. Ci fermiamo, certo, sono le 11:41 e come ogni lunedì a quest'ora io lascio parlare loro, signori, è minimo, arrivano i bacchettoni del sito informazionecattolica.it, 10 minuti con il direttore Matteo Orlando. Buongiorno Sammy e buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Quest'oggi cominciamo con il nostro secondo sito, vale a dire InfoBreak, che ha come indirizzo www.infobreak.it, ed in particolare vi citiamo l'articolo dal titolo "Il buddismo è l'unica grande religione che perde i fedeli". Abbiamo infatti spiegato che negli ultimi anni il panorama religioso sta attraversando trasformazioni profonde e talvolta anche sorprendenti, e nuovi dati statistici che arrivano dal centro di ricerca statunitense Pew Research Center mostrano come la distribuzione delle grandi religioni del mondo non sia affatto statica, ma soggetta a cambiamenti demografici, culturali e sociali significativi. E tra il 2010 e il 2020 il numero di buddisti nel mondo è diminuito di ben 18 milioni di fedeli, mentre, ad esempio, l'ebraismo, pur rappresentando una comunità numericamente molto piccola, ha visto aumentare i suoi aderenti di circa 900.000 unità. Il cristianesimo, prima religione al mondo, ha visto un incremento di oltre 121 milioni di fedeli. L'induismo è cresciuto di circa 126 milioni di fedeli e l'Islam, dato impressionante, è aumentato di ben 346 milioni di fedeli nel decennio che va dal 2010 al 2020. A proposito di religione, in un altro articolo sempre su InfoBreak, dal titolo "I vescovi spagnoli, l'aborto non è una conquista ma un fallimento", abbiamo ricordato che a 2 settimane dal parere favorevole del Consiglio di Stato spagnolo alla proposta del governo di elevare l'aborto addirittura al rango di norma costituzionale, i vescovi di Spagna hanno preso posizione con fermezza. In un documento diffuso in occasione della Giornata per la Vita che sarà celebrata in Spagna il prossimo 25 marzo, la Conferenza Episcopale Spagnola afferma con chiarezza che l'aborto non può mai costituire un diritto, poiché non esiste il diritto di eliminare una vita umana. Ricordo a tutti gli ascoltatori anche quello che diceva Papa Francesco, che colui che pratica l'aborto o chi richiede l'aborto è come un sicario, è lo stesso tipo di azione che compie un sicario. Sempre su InfoBreak, in un mio commento dal titolo "Morto Habermas, ma sopravvive la sua pessima filosofia", ho ricordato che il 14 marzo 2026 è morto all'età di 96 anni il filosofo e sociologo tedesco Jürgen Habermas, uno dei pensatori più influenti del secondo dopoguerra europeo, e Habermas sosteneva che la razionalità umana si realizza principalmente nel dialogo e nel consenso tra individui liberi, attraverso il linguaggio e la deliberazione pubblica. Questa visione ha contribuito a plasmare la concezione della democrazia deliberativa della cosiddetta sfera pubblica, cioè lo spazio in cui i cittadini e le istituzioni discutono le questioni politiche e sociali. Tuttavia, proprio in questo punto emerge uno dei limiti più profondi del pensiero di Habermas e della sua disastrosa filosofia, che nasce da un contesto culturale
profondamente segnato da illuminismo e razionalismo critico. Secondo Habermas, infatti, la verità morale e politica non deriva da una legge naturale o da una rivelazione divina, ma dal consenso razionale raggiunto attraverso il dialogo tra i partecipanti al discorso. In altre parole, secondo Habermas, ciò che è giusto sarebbe ciò che tutti possono accettare dopo una discussione libera e razionale. Ma questo presupposto è radicalmente contrario alla concezione cristiana della verità. Cosa dice il cristianesimo a proposito correttamente? Che la verità morale non nasce dal consenso degli esseri umani, ma nasce dall'ordine della creazione e dalla legge naturale iscritta da Dio nel cuore dell'uomo. La verità non è il prodotto di una discussione, ma qualcosa che precede ogni discussione. Purtroppo però nel mondo attuale è l'idea di Habermas quella che circola. Passando al nostro sito principale, informazionecattolica.it, quest'oggi apriamo con un articolo culturale particolarmente complesso di Matteo Castagna, dal titolo Dal nichilismo di Junger e Heidegger alla luce di Cristo. Matteo Castagna analizza il nichilismo contemporaneo partendo dal confronto fra questi due filosofi sul tema dell'oltre la linea del nichilismo. Castagna ci ricorda che l'uomo contemporaneo diventa sempre più mediocre, individualista e incapace di pensare criticamente. La tecnica e la modernità accelerano purtroppo questa crisi fino a sostituire il pensiero umano con strumenti quali l'intelligenza artificiale. E Heidegger condivide la diagnosi della crisi, ma preferisce riflettere sulla linea, cioè sulle cause profonde del nichilismo, e per lui il problema nasce dalla metafisica occidentale, dalla volontà di potenza descritta da Nietzsche. Vi invitiamo a leggere questo articolo con grande attenzione e lentamente perché è complesso, ma apre diversi ragionamenti. Un altro articolo invece molto più semplice da leggere ed è una buona notizia, lo abbiamo intitolato La dittatura cubana sta per cadere? Giuseppe Canisio ci ha spiegato che il governo di Cuba sta trattando con l'intelligence USA, quindi probabilmente Miguel Díaz-Canel sta cercando di evitare quello che è successo a Maduro in Venezuela. Vi invito a leggere l'articolo per capire un po' quello che potrà essere lo sviluppo di questo dialogo tra Cuba e Stati Uniti. Un altro articolo di particolare interesse che abbiamo pubblicato stamane su Informazione Cattolica riguarda l''ndrangheta. Lo abbiamo intitolato Rotte della cocaina e riciclaggio globale, il potere dell''ndrangheta. Abbiamo riflettuto sulla evoluzione della mafia calabrese e la sua estensione nel mondo ed in particolare sull'attuale suo controllo del narcotraffico mondiale e della finanza digitale. Vi invitiamo a leggerlo perché è un articolo particolarmente importante. In un altro articolo, dal titolo Violenza contro gli operatori sanitari, un fenomeno da condannare, ma serve anche ricostruire il rapporto con i pazienti, ci siamo chiesti come mai siano aumentati così tanto i casi di aggressione ai danni degli operatori sanitari e sociosanitari, con ben 23.000 casi di professionisti coinvolti nell'ultimo anno, ma non ci siamo limitati solo a questo, ci siamo anche interrogati su un fatto: che fine ha fatto il rapporto umano nella sanità? Perché a volte ci troviamo di fronte a medici e infermieri che trattano malissimo i pazienti. Quindi bisogna condannare le violenze, ma bisogna anche far capire a medici e pazienti che davanti non hanno una merce, ma hanno delle persone umane con tutte le loro caratteristiche. Ecco, poi un altro articolo particolarmente importante di geopolitica che abbiamo presentato stamattina è quello del professor Francesco Bellanti, che ci fa riflettere su un qualcosa di particolare,
cioè che la Cina non è stupida, non è così stupida, perché per quanto riguarda la guerra attuale in Iran, ha preso delle posizioni molto consapevoli, mentre assistiamo al declino dell'America e il professor Bellanti si interroga anche su una exit strategy per gli Stati Uniti che si sono impelagati in questa guerra. Poi un altro articolo importante che arriva dall'estero riguarda il neo presidente del Cile, José Antonio Cast, che ha affidato la sua presidenza a Dio. Ha cominciato con il suo insediamento attraverso una preghiera pubblica con l'affidamento suo personale, del suo governo, del futuro del paese a Dio. Che Dio benedica il Cile, che Dio benedica le nostre famiglie, che Dio ci doni la saggezza per governare con giustizia, la forza per agire quando necessario e l'umiltà per servire sempre il nostro popolo. Quindi parte bene dal nostro punto di vista di informazione cattolica il neo presidente del Cile. Poi, carissimo Semmi, ritorniamo in Italia e vi offriamo un articolo importante. Lo abbiamo intitolato "In Friuli c'è un prete veramente cattolico", perché Don Francesco Fra Giacomo ha deciso di non concedere dei locali parrocchiali per le celebrazioni del Ramadan, e in questo articolo di Angelica La Rosa abbiamo spiegato perché ha scelto questa opportuno diniego dei luoghi religiosi cristiani ai musulmani. Non ci sarebbe neanche da spiegarlo il perché, ma purtroppo oggi come oggi, visto che alcuni preti lo hanno fatto, lo dobbiamo spiegare. Poi altri articoli che vi racconto in un minuto sono un editoriale dal titolo "Città senza negozi, il presente e futuro inquietante della desertificazione commerciale", andatelo a cercare su Informazione Cattolica perché ne vale la pena. La città di mezzo, vale a dire una riflessione di Andrea Rossi sullo sgombero forzato del grattacielo di Ferrara. Poi ancora, quando l'intellettuale smette di pensare, la lezione di Thomas Molnar. Si tratta di una intervista al dottor Paolo Gulisano che ci parla di questo pensatore americano-ungherese e del suo pensiero molto importante. Ancora, carissimo Semmi, un'intervista che abbiamo fatto al capogruppo della Lega a Bologna, Matteo Di Benedetto, che a tutto campo ci parla della città di Bologna allo sbando. E ancora, carissimo Semmi, abbiamo riportato 2 articoli per sostenere il sì al referendum. In uno abbiamo scelto come titolo "In un paese normale votare sì dovrebbe essere scontato", ed è del professor Eugenio Capozzi, e l'altro articolo è del dottor Denis Zigante, che ha scritto "Votare sì non è una scelta di parte". E ancora, carissimo Semmi, per concludere, citiamo un bellissimo articolo del professor Marco Andreacchio dagli Stati Uniti dal titolo "Le menzogne di Bertrand Russell sul cristianesimo", e vi invitiamo a leggerlo con calma perché anche questo è un articolo che lascia dei profondi insegnamenti, soprattutto di carattere filosofico. Vi ringraziamo per l'ascolto, carissimo Semmi, ringraziamo tutti gli ascoltatori che ci ascoltano in giro per l'Italia con Radio Libertà. Arrivederci a lunedì prossimo. Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier. E come sempre grazie ai nostri amici di informazionecattolica.it, fate un giro sul loro sito, abbiamo bella roba di cui parlare e cose di cui non si parla normalmente su altri siti. 5 minuti e me ne vado, poi arriva la belva civile del deputato della Lega Nicola Ottaviani, oggi tutta dedicata al referendum. Appuntamenti da non scordare targati Lega sul territorio in questi giorni, soprattutto referendum, ma non soltanto. Intanto chi ci segue dall'Interland di Varese è domani, martedì 17 marzo, a Gallarate, presso la sala ex Scuderie Martignoni,
in via 24-25 settembre, arriva Matteo Salvini, un'assemblea straordinaria dei militanti della Lega alla presenza del segretario federale. Segretario federale che sempre domani, 17 marzo, ma la mattina alle 10, farà un sopralluogo presso lo stabile ALER di via Giambellino 146 a Milano con il vicepresidente del Consiglio e il ministro delle infrastrutture, e non soltanto. È importante capire come stanno proseguendo i lavori, un momento concreto di verifica sul campo dei lavori di riqualificazione ultimati con Matteo Salvini, Samuele Piscina, segretario provinciale della Lega, ed altri. Appuntamenti da non scordare anche per chi ci ascolta in diretta per questa sera. Lunedì 16 marzo arriva Laura Ravetto nella serata Punto Lega in via Vespri Siciliani a 12 a Milano, ma non soltanto, i punti Lega sono due, ce n'è un altro in via Esterle 29, angolo via Padova, e arriva Samuele Piscina. Quindi Laura Ravetto, ore 21 questa sera, via Vespri Siciliani 12, Samuele Piscina, via Esterle 29, angolo via Padova, nei punti Lega di Milano. Le ragioni del sì, martedì 17 a Missaglia, qui siamo in Brianza, ore 20:45, referendum sulla giustizia, le ragioni del sì, con presidente della Camera Penale di Como Lecco, l'avvocato del Foro di Lecco, Carlo Piazza, componente del direttivo provinciale della Lega, e poi avvocati, il sottosegretario all'autonomia in Regione Lombardia, Mauro Piazza. Insomma, se abitate in Brianza, domani, martedì 17 alle 20:45, appuntamento a Missaglia, presso la Sala Civica Regina Teodolinda in Missaglia, piazzetta Teodolinda. Alcuni di questi eventi li trovate anche sul sito legaonline.it, ma lì soprattutto quelli televisivi. Per gli altri vi invito sempre ad ascoltare la trasmissione di Sammy Varin, perché è qui mandiamo in onda anche quello che ci inviate direttamente via WhatsApp. Le ragioni del sì anche a Novate Milanese, sempre non domani, dopodomani, mercoledì alle 20:45, nella Villa Venino in largo Padre Ambrogio Fumagalli 5 a Novate Milanese. Anche qui tanti esperti del settore per spiegarvi che cosa significa votare a referendum, che cosa significa votare sì. E adesso qualche WhatsApp, cavolo, tantissimi messaggini al 340-6709-659 per commentare le notizie che vi ho letto in rassegna stampa. Se ve la siete persa, la ritrovate poi sul sito di Radio Libertà cliccando podcast, oppure su Facebook e YouTube cercando Radio Libertà o cercando Lega Salvini Premier. Lasciate stare le accise e i bonus per le solite famiglie. Bloccate il prezzo per pescatori, agricoltori e trasportatori. Ho chiesto dei consigli a voi ascoltatori, come vedete arrivano. Hanno aumentato tutto nel periodo di emergenza Covid e vuole che tolgano le accise carburanti? Ma Gianna, io sono un inguaribile ottimista. Ma quindi lo Stato è laico solo se c'è di mezzo la religione cattolica? Bella meditazione sul fatto che le scuole vanno in gita e a pregare Allah. Ma che bel passatempo. Buondì Sammy, ma questi insegnanti non conoscono la par condicio? La Chiesa Cattolica no? Li portano al catechismo giusto per parcheggiarli un po' questi bimbi. Vanno al greste parrocchiale perché costa relativamente poco. Ma questi genitori di che cervello sono dotati? Ma che disastro per questi bambini, e che disastro soprattutto se cominciano ad andare in moschea. Ma è un mio punto di vista. Il gas russo costa troppo poco, siamo mica scemi, noi vogliamo pagare di più, molto di più. Si devono cambiare le leggi sbagliate, non i giudici applicano quello che trovano sul codice penale civile, e se le leggi sono fatte male si possono interpretare, sono da cambiare. Ma mi pare che questi hanno una fantasia abnorme a volte. Se anche vince il sì, i delinquenti, gli stupratori, i ladri che ti piombano in casa perché devono lavorare continueranno a essere arrestati per un'ora e rimandati subito in libertà per ricominciare. Invece se un cittadino si difende o va in galera, lo rovina. Cioè si difende o va in galera lui
o lo rovinano coi risarcimenti al delinquente. Queste sono le leggi da cambiare radicalmente. I giudici supplicano le leggi applicano col T9, si gioca un po' troppo, applicano le leggi che ci sono e queste ne sono un esempio. Il governo che ha la maggioranza può farlo, perché non lo fa? Io penso che le leggi si facciano per essere rispettate, non per essere immaginate. Bene, Sammy, vedi Sammy, si scuotono le chiese, si riempiono le moschee, scrive la Graziella. Scuotono anche qua. T9 probabilmente fa scherzetti oggi. Grazie a Dario. Se vincesse il sì al referendum, perché i processi dovrebbero essere più veloci e gli stupratori resterebbero in prigione? Ma sì, Dario, è modo di dire, nel senso che molto spesso certi giudici perdonano determinati reati se li fa qualcun altro, ma è una sensazione, capito? Come la percezione di insicurezza che abbiamo. Non è vero niente, siamo tutti sicurissimi. Buongiorno caro Sammy, ho sentito inorridita la notizia dei bambini portati nelle moschee. Qualcuno si ricorda di essere cristiano? Perché non far visitare anche le nostre chiese che offrono fede, storia ed arte? Ci piace così tanto mettere la testa sotto i piedi degli islamici? Che Dio ci aiuti. E ancora, attenzione a non farci coinvolgere nella guerra contro l'Iran sotto l'ombrello della NATO. Le elezioni 2027 si giocheranno con chi sarà capace di tenerci fuori da una guerra disastrosa dagli esiti imprevedibili. Questo sì, ma la stiamo facendo comunque la guerra economica. Chiamare traditore Vannacci mi sembra fuori luogo. Anche se ha abbandonato la Lega, non si può definire tradimento, ci scrive Lucio da Pistoia. Se lo dice Lucio, io non lo chiamo più traditore allora. Caro Sammy, a proposito delle gite in moschea, do un umile suggerimento alla brava Silvia Sardone. La Lega dovrebbe organizzare delle proteste fuori dalle scuole, proporre di organizzare altrettante gite alle basiliche piuttosto che santuari e partecipare a una funzione religiosa. Si creerà sicuramente polemica sul fatto che la scuola è laica e a quel punto la risposta dovrebbe venire spontanea. Brava Dani da Como. Ragazzi, non mi lasciate più andare a casa. Ciao Sammy, ci sono famiglie che hanno un ISEE di 50.000 euro e più che non possono beneficiare di bonus, però hanno 3 figli piccoli. Vediamo di controllare bene a chi vanno, perché una volta elargiti è difficile farseli restituire. No, non le ridanno proprio. Dopo la dichiarazione di Monti sul referendum avete ancora dubbi leghisti? Ma Mario ci scrive che l'altro Mario vota sì al referendum. Perché non fare il nome di quel giornalista pedofilo? Sarà di una parte politica? No, mi viene in mente che forse c'è una certa casta che si vuole proteggere. Non lo so e non lo voglio sapere. Intanto sta già sbucando qualche nome che noi naturalmente non riveliamo perché se vogliono lo dicono loro, gli inquirenti, ti pare? Me ne vado? Sì. Grazie a Francesco in regia per la pazienza, grazie a voi. Come vedete, diciamo che la rassegna stampa è stata un pochettino ascoltata appena. Bene, tranquilli, tra poco ricominciamo la nostra informazione con la belva civile del deputato della Lega Nicola Ottaviani e tutti i colleghi del pomeriggio, ringraziando i tantissimi che prestano la loro voce gratuitamente in questa radio. Io ritorno, è una minaccia, domattina alle 7:30. Avete ascoltato